Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG raggiunge quest'anno un risultato molto importante. Con la situazione globale dei mercati, delle situazioni anche difficili dei cambiamenti climatici, la performance del Conegliano Valdobbiadene ha quest'anno subito una flessione. Nonostante questo, la flessione si aggira attorno al 5 al 10%, nonostante questo raggiungeremo un risultato di fatturato globale attorno ai 650 milioni di euro. Questo significa che l'aumento di valore del 4,5% dà sicuramente un aspetto e un percepito della nostra denominazione che aumenta il proprio valore, aumenta la propria responsabilità su alcuni asset sui quali continua a crescere. Ovviamente lo stato di salute di OCG lo possiamo considerare buono ed anzi con ottime prospettive anche per il prossimo anno. Certo che il 2023 non è stata un'annata facile sia in vigneto che in cantina e anche nei mercati. Un clima che abbiamo visto tutti ha posto seri problemi e al quale dovremmo abituarci perché questo sarà il clima del futuro. Un mercato altalenante, quindi una partenza nei primi 6 mesi dell'anno con degli alti e bassi, con alcuni mesi anche abbastanza pesanti in segno negativo, ma poi fortunatamente a partire dal mese di luglio e fino a questi primi 10 mesi di novembre i mercati si sono riassestati, addirittura con dei valori in alcuni mesi anche superiori rispetto all'annata precedente, per cui tutto questo fa ben sperare per il prossimo anno. Quindi io credo che sia in azione una fase di riassestamento, non di declassamento del Conegliano Valdobbiadene, ma del riassestamento dopo le 2 annate così euforiche del post pandemia. Adesso ci riporteremo su dei valori che sono nella nostra media, quest'anno probabilmente anche un po' superiori alla media, intorno ai 95 milioni di bottiglie, quindi un Conegliano Valdobbiadene che d'ora in poi sarà sostenuto sempre di più attraverso una comunicazione diretta e precisa dei suoi valori legati alla storicità, legati alla tradizione che non si è mai fatta fuorviare da facili entusiasmi, soprattutto da un territorio vocato e ancora da dei progetti di sostenibilità che equivalgono al futuro della nostra denominazione. Per cui credo che forse i tempi peggiori sono passati, il Conegliano Valdobbiadene ha veramente trovato la sua strada e soprattutto sta prendendo sempre più coscienza di quanto sia importante questa denominazione e di quanto questo vino sia un ambasciatore di uno stile di vita tutto italiano. Anche quest'anno abbiamo fatto una ricerca per il consorzio del Prosecco Conegliano Valdobbiadene Superiore d'OCG e la ricerca si è concentrata su diversi aspetti, in primo luogo su quello che è l'immagine del Prosecco Superiore all'interno dell'opinione pubblica e dei consumatori di vino e per la prima volta rispetto alle indagini precedenti il Prosecco Conegliano Valdobbiadene Superiore risulta il vino top, quello preferito rispetto allo Champagne, rispetto al Trento DOC, rispetto agli altri spumanti della sua categoria. E in più è il profilo del Conegliano Valdobbiadene è cresciuto in questi anni legato molto all'aspetto del ruolo del territorio e quindi il valore non solo della denominazione d'origine, ma il fatto che questo sia un territorio dell'UNESCO e quindi questo ha dato valore all'immagine del prodotto e soprattutto alla sua autenticità, al senso di unicità che questo produce. L'analisi dei dati definitivi del 2022 conferma che questo anno è stato per la denominazione Conegliano Valdobbiadene un altro anno eccezionale. Sono state messe sul mercato complessivamente circa 103 milioni di bottiglie, più o meno lo stesso livello dell'anno precedente. Importante che contribuiscono a questa offerta con un incremento rispetto all'anno precedente del 10% in volume e del 20% in valore, la tipologia Rive, che è la tipologia che rappresenta la massima espressione qualitativa di questa denominazione. E questo, il 2022, si segnala anche per un anno nel quale c'è una crescita importante delle esportazioni e a fronte di questo una piccola contrazione delle vendite
in Italia, e questa denominazione è costretta a un razionamento delle spedizioni e quindi è difficile crescere da una parte senza dover ridurre da un'altra. Contemporaneamente è stata osservata una riallocazione in Italia tra i canali distributivi e all'estero tra i mercati di destinazione. Questa performance importante è il risultato degli investimenti che la denominazione ha continuato a fare nelle persone, nei ruoli più qualificati, nella sostenibilità sia ambientale che sociale e soprattutto nella digitalizzazione. Gli investimenti nella digitalizzazione hanno avuto un'accelerazione nel 2019, sono continuati nel 2020 e nel 2021 e adesso stanno esplicando completamente le loro potenzialità di rendere più efficienti e più efficaci i processi produttivi. Ma oggi parliamo anche del 2023, un anno sicuramente difficile per il contesto economico e politico internazionale, nel quale le vendite peraltro sono state rallentate dallo stoccaggio che nel 2021 e nel 2022 il sistema distributivo internazionale aveva fatto per cautelarsi da rischi di rottura delle forniture. Alla fine stimiamo che la produzione che la denominazione avrà messo sul mercato nel 2023 sarà tra il 5 e il 10% inferiore a quella dell'anno 2021. Ci troviamo comunque su livelli produttivi e di vendita superiori a quelli del 2017, del 2018 e del 2019, anni che si consideravano avessero segnato il massimo possibile della produzione della denominazione. In termini di valore, grazie all'aumento dei prezzi che si è registrato, il valore complessivo sarà pari a quello dell'anno scorso o superiore fino al 5%. Ma che cosa ci si può aspettare per gli anni dopo il 2023? Abbiamo detto che la denominazione adesso è collocata sul suo livello naturale di produzione dato la superficie al vigneto disponibile e quindi la prospettiva di crescita deve essere una prospettiva in valore. Sarà possibile questo? Le qualificate agenzie internazionali prevedono per il mercato degli spumanti ancora una crescita nei prossimi 5 anni e a questo è interessante il dato di previsione di una crescita forse ancora più importante del mercato del lusso. Quindi questo fa prevedere che all'ambito del mercato degli spumanti crescerà quel segmento elevato che è il segmento naturale di riferimento della denominazione. Ovviamente si tratta di giocare in un segmento molto competitivo e quindi la denominazione dovrà continuare con ancora più impegno sulla strada già intrapresa, quindi incrementare gli investimenti in sostenibilità sociale e ambientale e curare, in modo maniacale il pregio del prodotto. Studi fatti per conto della denominazione hanno confermato il capitale di immagine molto elevato che la denominazione è riuscita a costruire negli ultimi anni. Su questo si può lavorare per collocare un prodotto di pregio, ma che deve rispondere in modo pieno alle aspettative dei consumatori. È veramente un rischio quello di deludere aspettative che vengono così sapientemente costruite. Ma la denominazione credo che abbia le idee chiare su questo e quindi prevedo anni prossimi sicuramente di successo. Banca Previa San Biagio è da sempre stata vicina al consorzio del Prosecco Superiore di OCG. Questo perché per noi è importante essere nel territorio, è importante sostenere le attività del territorio. In questo momento stiamo portando avanti dei progetti che riguardano anche il cambiamento climatico assieme al consorzio. Abbiamo appena concluso un progetto sulla ricerca della flavescenza dorata. Questo perché per noi è importante condividere, ma soprattutto coniugare quella che è la parola sostenibilità al territorio e al futuro, perché siamo convinti che se possiamo preservare il nostro territorio e portarlo il più integro possibile alle generazioni future è già una gran cosa. Quindi noi ci siamo una banca di credito cooperativo, uno dei nostri slogan è "Con noi è una storia diversa", effettivamente con noi è una storia diversa.